Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, grazie per essere ancora con noi. Bene, allora naturalmente toccherà a voi tra poco con i vostri WhatsApp che già vedete sulla parte destra del teleschermo, 342 74 55 005. Vi raccomando di mandare messaggi brevi perché quelli molto lunghi non possiamo mandarli in onda. Chi preferisce l'email può mandare a Sicilia24 Focus, tutto attaccato, Sicilia24 al numero Focus, @telecorp.it. Caro Sindaco, Catania sarà sede della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e anche la Regione sostiene questo ambizioso progetto di formazione. Che significato ha per Catania? Beh, sicuramente una cosa di prestigio che già desiderava tanto tempo fa il Presidente Rino Nicolosi. Ora devo dare atto al Governo regionale, con l'impulso in particolare dell'Onorevole San Martino, di avere voluto che si realizzasse a Catania, e in questo modo significa cominciare a immaginare l'amministrazione come un progetto in cui trasferire competenze gestionali importanti attraverso appunto una formazione culturale adeguata, cosa che finora non è successo. E inoltre consente di inserire Catania sempre in questo contesto di leadership nel campo di tutto quanto quel che significa fare un lavoro in termini più avveduti rispetto al passato. L'abbiamo già nell'istituto in cui sorgerà un'alta formazione universitaria, quindi una perfetta combinazione che ci consentirà di reclutare, prima di formare e poi di reclutare professionisti nel campo amministrativo, nel campo gestionale, sempre più adeguati e attrezzati per le sfidanti avventure del futuro. Non c'è dubbio, anche perché la scuola, ricordiamolo, è nazionale, cioè amministratori di tutta Italia. E quindi attrarremo cervelli. Perfetto. Intanto è in corso a Catania una 3 giorni per innovare la città. È una sfida che è stata lanciata proprio dalla nostra amministrazione, quindi anche dal sindaco. Ci sono, come vedete, studenti, ricercatori e lavorano anche con l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità della vita, la mobilità, la gestione dei rifiuti, il monitoraggio, naturalmente fanno il monitoraggio del verde pubblico. È un bellissimo progetto, Sindaco, ecco lei inquadrato. Come è nato questo qui? Ecco, lei proprio è nato da un'intelligente intuizione del nostro direttore dei sistemi informativi, l'ingegnere Passanisi, che mi ha detto per qual motivo non far sì che sia un'amministrazione pubblica a lanciare il progetto Hackathon, che viene molto spesso svolto in altre città d'Italia, ma sempre ad opera di privati. Sì. Significa mettere insieme questi geni del digitale in una città che si vanta di essere in una posizione di preeminenza nel campo dell'innovazione e farli collaborare da un lato per creare un'applicazione che ci consenta di arginare il fenomeno del degrado e quindi un'applicazione sul campo specifico dell'ecologia, del green, che poi sarà scelta dai giudici domani pomeriggio. Nello stesso tempo coinvolgere i giovani in questi processi di partecipazione, perché io vengo da lì, ma io inviterei, visto che si tratta di lavori aperti, inviterei i cittadini, soprattutto i più ragazzi, ad andare. Dove siamo lì? Al Palazzo della Cultura, ha ragione direttore, al Palazzo della Cultura, perché si respira un'energia. Io mi sono fatto proprio una iniezione di adrenalina. Ci sono tutti questi ragazzi impegnatissimi a concepire come possiamo vincere una sfida importante sul futuro. Stiamo vedendo tantissimi di È naturale, visto che Catania peraltro quest'anno è anche capitale dei giovani del 2025, sta partecipando al bando per capitale della cultura del 2028, tutto questo si inserisce in quel sistema in cui noi vogliamo mettere veramente i nostri ragazzi al centro dell'attenzione dell'amministrazione, perché come sempre dico, dire i giovani sono il futuro della città è una sciocchezza se noi non riempiamo di contenuti una vuota formula retorica. In questo modo lo stiamo facendo e devo dire che la risposta è stata entusiasta ed entusiasmante. 250 ragazzi, abbiamo dovuto poi bloccare le iscrizioni. Che vengono non solo da tutta Italia ma anche da fuori Italia. C'è un ragazzo del Venezuela, in un contesto di compartecipazione in cui si respira veramente la voglia di fare, di agire, di essere propositivi. Bene, oggi siamo buonissimi con lei, Sindaco. Ancora ce n'è un'altra positiva. Sono stati avviati e dureranno una quarantina di giorni i lavori di bonifica nell'area di Via Toledo, nel cuore di San Cristoforo, di cui noi avevamo parlato, avevamo mostrato
più volte il degrado. Invece, ecco, quest'area qui, via Toledo, ripeto, da tempo aveva alle prese con una grave emergenza ambientale, sanitaria, dovuta alla presenza di queste tracce di maxi discarica abusiva che ancora ci sono. Allora questo intervento è reso possibile grazie allo stanziamento di 350.000 euro da parte dell'Assemblea regionale siciliana. È così, Sindaco? Assolutamente, ha detto tutto quanto. È importante questo. Questo era uno di, chiamiamoli, quegli ecomostri che era stato creato, che noi ogni tanto provavamo a pulire, ma era troppo imponente la massa di rifiuti, peraltro anche pericolosi, e quindi ci voleva un intervento importante, però affinché i catanesi abbiano la percezione, ribadisco la cifra che lei ha ricordato poc'anzi, 350.000 euro. Questo è il costo per il solo smaltimento. Caspita, e in più noi stiamo prevedendo di realizzare un intervento importante con i fondi europei per riqualificare l'intera area, realizzare quindi un'area giochi, insomma un'area che dia anche un po' di sviluppo al quartiere di San Cristoforo, oltre agli altri progetti che rientrano nel piano di San Cristoforo per 20 milioni di euro. Ma come adesso, non per fare come dire, brutte Uccello sorti del malaugurio. Sì, ma non è che poi si ricomincia. No, perché innanzitutto noi l'abbiamo completamente isolata, pertanto in questo momento non si può avvicinare nessuno. Ma per esperienza del passato, laddove noi abbiamo riqualificato parti di città che magari erano soggette a una condizione di degrado, poi quelle aree sono state rispettate, perché anche chi butta i rifiuti, una cosa è che trovi un'area degradata, una cosa è che trovi un'area riqualificata in cui magari si sentono i sorrisi, le urla di bambini, e allora a quel punto uno ci pensa due volte. È invogliato a trattenersi. Sindaco, un chiarimento che secondo noi è importante. Come si pone l'amministrazione di Catania nell'inchiesta di Napoli, di cui noi stiamo parlando come tutti gli organi di informazione naturalmente da un paio di giorni, su appalti nella raccolta dei rifiuti, infiltrazioni, e questa inchiesta riguarda la Supereco che gestisce il Lotto Nord di Catania. L'amministrazione comunale come si pone? Sì, dico subito, anche qui per campo a me congeniare per deformazione professionale, visto che faccio il penalista. Quindi noi non abbiamo avuto ancora alcuna comunicazione ufficiale che in qualche modo incida sul servizio, sulla durata del servizio o sui contenuti del servizio. Abbiamo appreso dalla stampa che c'è questa indagine che riguarderebbe il momento di conferimento dell'appalto, ma non si capisce se effettivamente riguardi l'appalto di Catania o altri appalti. Si parla di un interesse sull'appalto di Catania di alcuni politici, anche se poi secondo me si è trattato semplicemente della richiesta di assunzioni, come spesso accade in questi casi. Però è un bando di gara predisposto dall'SRR, che è un ente di sovrambito non del comune di Catania, riguarda più comuni, e la gara è stata poi realizzata, eseguita da Aurega, quindi soggetto esterno al comune. Il comune non c'entra assolutamente nulla. Siamo con i riflettori accesi per comprendere se ci possono essere interferenze di qualunque natura che incidano sulla qualità del servizio. Non ci risulta nulla, quindi per noi fino a questo momento non c'è nulla di preoccupante, nulla di inquietante. Ci sono ovviamente poi le giuste preoccupazioni, se vogliamo chiamarle giuste, talvolta anche esagerate, di alcuni soggetti politici, ma lo comprendo, e anche questo è il gioco della politica, ma rispetto a una condizione di inquietudine che è stata destata, ecco, volevo tranquillizzare, finora non c'è nulla di tutto questo. Se saremo informati del contrario, ovviamente reagiremo. Importante questa sua precisazione, Sindaco. Adesso naturalmente qualche nota un po' meno allegra. Un servizio indovini di chi? Di Tonino De Mana, che mostra i danni che subito. Qui però parliamo di cose serie. Gli automobilisti che siamo nella zona di Corso Sicilia, se non pagano, noi abbiamo definito il pizzo, perché questo è come dire, parcheggiatori abusivi, spesso extracomunitari, diciamolo pure, e malgrado ci siano le strisce blu dell'AMTS, vengono danneggiate, come vedremo adesso, le faremo vedere il servizio di oggi, il secondo che abbiamo già fatto, sulle casse automatiche anche danneggiano, così creando poi il caos completo. Vediamo. Hanno direttamente danneggiato la cassa automatica della MTS per mettere fuori uso il POS e per continuare a chiedere monetine agli automobilisti, intascando una cinquantina di euro ciascuno. Una sorta di pizzo sulle strisce blu tra Corso Sicilia e Via Sturzo che fa gola a bande di extracomunitari che, indisturbate, presidiano il parcheggio. E se non paghi sono dolori, tanto i soldi li esci lo stesso, ma per aggiustare il finestrino. 2 vetri in frantumi su quest'auto, il primo forse nel tentativo di aprire questa portiera.
Forse non sono riusciti e allora hanno rotto l'altro finestrino, tutto sotto la telecamera di videosorveglianza. Nonostante la presenza delle nostre telecamere, prosegue l'illecita attività di controllo dell'area di sosta con pressanti richieste di denaro o tentativi di approccio alla macchinetta. Qualcuno, intuito l'andazzo, scarica la colpa ai catanesi, come fa questo ragazzo di colore che punta il dito contro alcuni personaggi del luogo, colpevoli di aver rotto il vetro della macchina in questione. Politica sistema, quindi io sono persona di politica, non posso dare a te. Tu stare qua e io stare come te qua, è uguale. A dirimere tutto potrebbe essere il filmato della telecamera che vedete posta esattamente di fronte al SUV danneggiato. Si vedrà. Intanto la questione sicurezza agita il sonno di automobilisti e residenti. Che cosa che commento vuole fare? Purtroppo ormai questa è una zona franca ormai da tutto. Il problema non sono le prostitute che magari la sera alle 3 di notte vengono qua, è tutto quello che gira attorno. È diventata anche pericolosa di giorno girare qua in centro città. Io ad esempio con mia moglie e il bambino mi spavento per uno scippo, se trovo la macchina danneggiata, ci sono sempre macchine danneggiate. Sinceramente la situazione mi sta incominciando a fare pensare, a preoccuparmi. A me mi è costato quasi 300 euro di riparazione per fregarsi una radio senza frontalino. Bande di extracomunitari invece presidiano il parcheggio di AMT. Sì, questo l'ho visto anche di giorno, ma già è una cosa che è stata segnalata più volte. Siamo in condizioni ovviamente sia di sicurezza dal punto di vista di immagine e di igiene che non ce la facciamo più. Amo Catania, vengo spesso, vengo volentieri, però queste cose mi lasciano l'amaro in bocca, Sindaco, innanzitutto la telecamera che abbiamo visto funziona o no? Questo non lo so, presumo di sì, ma il problema è che anche se funziona bisogna vedere che cosa riesce a individuare, perché se individua dei soggetti fisici non è che c'è il riconoscimento facciale da noi, o sono persone note alle forze dell'ordine perché hanno precedenti penali o altrimenti sarà impossibile individuare chi siano gli autori di questo furto. Ma Corso Sicilia è davvero una zona franca? Allora, la questione è un po' più delicata perché obiettivamente là ci sono tanti fenomeni di degrado come quelli che abbiamo visto, con il ripetersi di reati cosiddetti predatori, cioè finalizzati poi al conseguimento di qualcosa, in un contesto qual è quello di Corso Sicilia, in cui poi è facile con 3 euro rubati all'interno di un'autovettura andare a comprare a San Berillo Vecchio una dose di crack, perché tanto costa. Noi forse stiamo sottovalutando, dico noi come società, l'importanza di questo stupefacente che sta creando non solo dipendenza ma anche una accelerazione a questi fenomeni di microcriminalità. Però mi rendo conto che poi chi è che subisce questi atti di vandalismo vivo una condizione di frustrazione. Anche a me, se rompessero il vetro dell'auto, sarei veramente amareggiato, infastidito, e se mai trovassi chi è reagirei probabilmente anche male. La questione è un'altra. Adesso il comitato dei residenti ha fatto la cosa più intelligente che doveva fare, ha mandato una lettera al presidente di MTS, per conoscenza anche a me, chiedendo una maggiore attenzione visto che il parcheggio di MTS. So che il presidente di MTS si è subito messo in contatto con i titolari del supermercato, perché fino a quando c'erano i parcometri tutto questo mi dicono non succedeva. Adesso questa è una condizione che si verifica. Mi verrebbe facile dire ai cittadini di non cedere alle richieste di denaro, poi però mi rendo conto che i cittadini potrebbero dirmi ma guarda come mi va a finire. Il problema è, se mi si consente l'esemplificazione, anche se mi danno fastidio le esemplificazioni, nel momento in cui ti chiedono i soldi, a meno che loro esplicitamente non ti minacciano di fare qualcosa se tu non paghi, loro non sono passibili di conseguenze. Arriva la questura, perché la questura esegue questi controlli ripetutamente, abbiamo notizie sui giornali, li allontana, li fa delle contravvenzioni che non pagheranno mai, ma non andranno mai in carcere. L'unica possibilità è, se dovessero dirti se non mi dai questa somma a quel punto ti danneggio la macchina, quella è un'estorsione, ma che deve essere denunciata. E allora facciamolo, da dove succede questo facciamolo, dopodiché è chiaro che ci vuole un'attività di controllo, sebbene poi mi rendo conto che non sia facile, perché gli uomini sono quelli, i mezzi sono quelli, ma non significa che noi possiamo alzare a bandiera bianca. Controllo da parte di chi, Sindaco? A questo punto già provvedono le forze dell'ordine, ora si sta insegnando domani il nuovo prefetto e quindi subito verificheremo un poco, faremo il quadro della situazione. Noi anche lo facciamo attraverso la MTS, perché la presenza anche dell'impiegato pubblico con la divisa comunque dissuade, e devo dire che quelli di MTS sono molto attenti, e quindi già ci siamo messi d'accordo con il presidente Vittorio dell'azienda municipale trasporti Sostare, e lui sta provando a immaginare un'attività di contrasto a questo fenomeno.
la sera chiaramente siamo esposti, siamo più vulnerabili tutti quanti. E allora qui non posso certamente, sarei di cattivo gusto se proponessi a un'attività repressiva di altro genere, però rispetto a una condizione in cui comunque la reazione è limitata in relazione alla percezione di disvalore che ha quello che si subisce, io mi rendo conto che siamo in una condizione di forte esposizione che non riguarda Catania, in termini di gran lunga peggiorativi riguarda le altre città del nord. A Milano il rettore del Politecnico ha dovuto di propria sponte pagare i vigilantes che fanno da scorta agli studenti per andare alla metropolitana, perché erano sottoposti continuamente ad attività vessatorie e a furti e rapine. Quindi è una condizione che riguarda in questo momento tutti, perché c'è un impoverimento progressivo, e poi non la voglio buttare sul politico, si dice che siano una risorsa gli immigrati ed è vero che è così, però se non li possiamo integrare, accoglierli solamente significa condannarli poi a condurre quella vita che noi abbiamo visto in quelle immagini. Lei ha parlato poco fa del dilagare del crack, tra l'altro, ma quindi questo significa, Sindaco, tanto per essere un po' terra, che ci sarà un po' di controllo, per esempio da parte della MTS, non certo, è competenza sua, certo, però che ci sarà un pochettino di controllo, perché così mi hanno assicurato che sia, che diventi risolutivo non lo so, ma certamente durante la giornata consentirà di lasciare la macchina in sosta in modo più sereno e tranquillo. Perfetto, grazie. Allora facciamo una pausa, adesso poi toccherà a voi, avete visto il numero 342 74 55 005 e la mail sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo, mandiamo un attimo la pubblicità e poi siamo di nuovo con il sindaco di Catania Trentino. Bentornati all'appuntamento con il sindaco, in diretta il sindaco di Catania Enrico Trentino, tocca a voi, vi raccomando per favore brevi i WhatsApp, non perché non vogliamo farvi parlare, ma perché se sono lunghi non riusciamo a metterli dentro lì. Vediamo se ce n'è uno pronto dalla regia, eccolo qua, bravissimo, così breve. Scippatori e parcheggiatori abusivi al centro, in compenso abbiamo le ganasce, le usiamo per bloccarli un po'. Battuta inutile di qualcuno che evidentemente è stato ganasciato. Quindi se ci vuole dire questo cittadino che le ganasce sono inutili, ben vada a parlare con quell'80% di catanesi che è felice per questa attività di contrasto alla grande. Io stamattina avevo annunciato sarebbero state su via Cosenza e su via Giuseppe Patanè, sembrava il paradiso. E le street control con la telecamera anche quelli li stiamo annunciando, però vedi direttore, è una situazione difficile. Quando l'altra volta abbiamo annunciato lo street control su alcune strade del centro in Corso Italia, certo non avete mai il coraggio di farle a San Cristoforo, l'abbiamo annunciata adesso a San Cristoforo, certo là non pagano, è sempre la solita storia. Catania è pronta a dire sì, però è sempre questo. Andiamo al prossimo messaggio, vediamo un po'. Buongiorno, vorrei chiedere, perfetta la lunghezza, non l'ho ancora letto, ma la lunghezza è giustissima. Vorrei chiedere al sindaco se ha mai visto in Italia un percorso da aeroporto più trasandato e meno accogliente di quello di Catania, e dire che il quinto scalo italiano, il percorso verso ex Fontana Rossa. Non so se ce ne siano più trasandati, sicuramente quello di Catania suscita fastidio, ma l'abbiamo detto più volte, noi stiamo aspettando che termini questo bando che dovrebbe consentirci di avere le somme per riqualificare la pavimentazione stradale di molte strade cittadine, ed è compresa anche quella dell'aeroporto, quindi ha ragione il telespettatore a manifestare il suo disappunto, se vogliamo essere eleganti lo chiamiamo così, però su questo io ho sempre detto, per quanto riguarda la riqualificazione stradale dovete darci tempo, immagino fine anno, prima non ce la facciamo. Se tutto va bene a fine anno cominciamo. Bene, questo è importante anche questo. Vediamo ancora. Buongiorno signor Sindaco, quando una ripulita al cimitero sovrastano erbacce ovunque. Fino a questa mattina ci siamo interrogati cosa dobbiamo fare con molti servizi. Ci sono 3 squadre con 2 operai a testa, non ci sono le risorse per assumere altro personale. Queste 3 squadre con 2 operai a testa devono pensare alla pulizia del verde in gran parte della città. Allora stiamo immaginando dei percorsi alternativi attraverso l'esternalizzazione appena verrà approvato il rendiconto, che verrà approvato però non prima di luglio,
Esternalizzazione vuol dire altre ditte? Altre ditte, visto che molti servizi non possono sostenere delle assunzioni, vediamo di rivolgerci ad altre ditte, però è tutto un discorso su cui siamo molto attenti per comprendere le ricadute anche di natura sociale e nello stesso tempo per individuare il miglior rapporto costi-benefici. Altro messaggio, vediamo un po' se dalla regia. Signor Sindaco, buon pomeriggio. Via Ungaretti, come visto dal servizio, è confinante con l'autoparco della multiservizio. È possibile che non vedano nulla? No, lo vedono sicuramente, la questione è che la multiservizi non si occupa della raccolta dei rifiuti, però la via Ungaretti rientra in un piano di azione come via Toledo che noi lanceremo anche in questo caso, faccio sempre riferimento al rendiconto, che sbloccherà gli extra costi che ci permetteranno di intervenire su alcune discariche come quella di via Ungaretti. La questione è però, dopo che l'avremo ripulito, dobbiamo capire come preservarla dal possibile attacco selvaggio di coloro i quali... Dalla seconda ondata. E dalla seconda, terza, quarta ondata, perché più volte l'abbiamo ripulito. E quindi non l'ho compresa ancora, devo dire che non ho avuto il tempo di capire se quella è una strada che noi possiamo interdire al traffico, devo comprendere se ci sono delle strade ulteriori che vanno oltre, ma... dobbiamo però intervenire. Quindi dopo via Toledo e via Ungaretti, insomma, possiamo via Toledo, via Ungaretti, via Feudogrande, via Fondo Romeo, via Calliope, quelle che sono oggetto di maggiore aggressione selvaggia. Grazie, andiamo avanti. Allora, altri messaggi. Buon pomeriggio Sindaco, si può fare qualcosa per evitare centinaia di monopattini abbandonati ovunque? Questa è una delle questioni che noi abbiamo posto al nuovo comando dei vigili urbani della polizia locale, perché peraltro la normativa è cambiata, c'è un tempo di latenza entro cui adeguarsi e dobbiamo comprendere quindi come fare. Ci sono due soluzioni, o meglio, due strade per affittare i monopattini. Una è quella per cui tu lo puoi lasciare dovunque e poi lo vanno a riprendere, che è quella in uso a Catania nella quasi totalità delle altre città. C'è un'altra strada invece che ti consente di affittarli in alcune stazioni precise e doverle consegnare in altre stazioni. Però ci rendiamo conto che questo vanificherebbe un po' il senso del monopattino, visto che lei è un monopattinista, ben conosce quali sono... Stavo già soffrendo ascoltandola, quindi lo capisco, però mi rendo conto che se ci fosse un pochettino di più di buonsenso non ci sarebbero queste giuste rimostranze, perché io a volte lo uso, ma la prima cosa a cui penso è come parcheggiarlo in modo da evitare di dare fastidio agli altri. Non c'è dubbio, ma è sempre una questione di testa. Lo confermo, delle volte l'ho visto buttato a terra e non si capisce perché sta benissimo in verticale, quindi questo è chiarissimo. Parlando di AMTS, quando scorre la graduatoria degli ausiliari? Scorre la graduatoria? Sono impreparato, non lo so, mi devo informare, non lo so. Va bene, ci informeremo e quindi poi riferiremo. Vediamo ancora altri messaggi. Buongiorno signor Sindaco, ancora via Galermo risulta chiusa al traffico. È un tema che abbiamo affrontato più volte, è chiusa al traffico perché non è stata ripristinata quella condizione di sicurezza che ci permette di riaprirla. Non mi chieda perché è una cosa che non riguarda il comune. Tecnica, diciamo. È una questione tecnica che in parte sta interessando tanto l'azienda gas quanto l'Enel, quanto il commissario della protezione civile che si preoccupa di questo. Quindi è una questione di sicurezza? Sì, è una questione di sicurezza perché non so se stanno ancora effettuando dei lavori o se l'effettuazione di questi lavori in zone limitrofe comunque pretende l'interdizione della via Galermo per una questione appunto di tutela di tutti i cittadini. Mi pare dalla regia mi dicono l'ultimo messaggio, è così? Sì. Il sindaco ha notizie sulla ciclabile di via Santa Sofia, ne parliamo frequentemente. Sì, non sono aggiornato, lo confesso, perché io per fortuna quando sono ben collaborato affido interamente le questioni a chi mi collabora, in questo caso essendoci il vice sindaco a cui che io ritengo un'autorità in materia, questo è un tema che ho interamente lasciato a lui, alla Greca, al professore La Greca, e quindi è da un po' che non chiedo notizia. Adesso lo solleciterà magari, grazie alla sollecitazione a sua volta. Si può fare anche una puntata con lui tutta dedicata alla mobilità, per esempio. Bello, una bella idea. Magari si potrebbe fare anche in un orario diverso se lei avesse voglia. Come volete magari voi. Di sera. Come volete voi. Studiamola. Grazie sindaco, il sindaco di Catania Trentino che anche questa settimana è rimasto con noi. Prossimo mercoledì che previsione? Non ce la faccio perché devo andare a Siracusa per una cosa bellissima,
perché sono il difensore di Elettra nella gonna serale che ci sarà, perché ogni anno in coincidenza con le rappresentazioni classiche una serie dedicata al processo a uno dei protagonisti delle tragedie. Ma recita quindi? No. Recito, difendo chiaramente in un contesto teatrale, pertanto sì. Con il ruolo di legale in Elettra. Allora ci vediamo fra 2 mercoledì, grazie ancora al sindaco per essere stato con noi, il sindaco di Catania Enrico Trentino, buon Grazie. pomeriggio a voi e la programmazione continua. Buon pomeriggio.